Oggi parleremo portando due casi molto importanti, tra l'altro col contributo anche del WWF. Una delle nostre più grandi ambizioni per noi sardi, anche come riscatto sociale ed economico, è quello di cercare di autogestire almeno le risorse più grosse su cui noi possiamo contare, che sarebbero sicuramente fonti di forte arricchimento se solo ci fosse un'autogestione reale, cosa che purtroppo non sta avvenendo. Quindi il problema della sovranità energetica è un tema molto grosso, a cui noi non dobbiamo solo ambire, ma dobbiamo lottare per cercare di concretizzarla, perché purtroppo siamo molto indietro con i tempi. Quello che sta continuando a succedere qui in Sardegna è che l'energia viene più che mai gestita dalle multinazionali, viene gestita dalle società più diverse, tutte chiaramente rigorosamente di importazione. Sono quelle società che avviano le attività nella nostra terra e loro, bontà loro, non viene neanche richiesto un piccolo certificato antimafia, perché se noi decidiamo di appendere un chiodo a una parete, il certificato antimafia ce lo chiedono subito e se non lo esibiamo ci rendono davvero la vita difficile. Per cui quello che si sta verificando qui in Sardegna è che le sempre più numerose società che arrivano d'oltremare, non si sa per quale vengono esonerate da questo impegno burocratico e legale. L'aspetto della trasparenza mancata e negata, non è dovuta nessuna spiegazione, non è dovuta nessuna informazione. Nella maggioranza dei casi vengono violate non solo le leggi dello Stato italiano, ma vengono violate le stesse normative europee, non si sa perché. Le popolazioni sarde, contrariamente ad altre sedi di altre regioni d'Italia, ecco, non hanno diritto ad essere informate su iniziative pesantissime che poi ricadono sui loro territori. E con questo voglio anche riferirmi al discorso di Decimo Pozzo e Villassoro, con questo bell'impianto che stanno tirando su, che si tratta del progetto di una centrale a biomasse, della quale le popolazioni non sanno niente, sono venuti a conoscenza solo perché hanno visto un grosso movimento di mezzi pesanti che andavano e tornavano, eccetera eccetera, e che questa centrale viene praticamente creata a ridosso delle loro case, a ridosso dei loro terreni agricoli, senza che siano stati minimamente coinvolti. Questa è una violazione dei diritti più elementari, per cui bisognerà farci conti non solo, ma oggi i cittadini, se vogliono accedere a delle informazioni, devono organizzarsi per forza in comitati per fare massa e quindi per creare forza, ma questa è una violazione delle grandi industrie di pannelli solari, le cosiddette serre, per cui mentre i nostri agricoltori e le nostre aziende falliscono, c'è chi, bontà sua, riesce con i suoi capitali a rilevare le nostre terre, a rilevare le serre, possibilmente se le crea pure ex novo, perché poi deve produrre e sfruttare in modo intensivo non solo i prodotti dell'interno della serra, sfruttare il nostro sole e al momento opportuno il nostro vento. Ne stiamo vedendo di cotte di crudo.